Un ex sindaco conosce la realtà sia di Venezia che di Mestre e sa quanto complessa sia e quanto richiede attenzioni specifiche. Il sì al referendum per la creazione a Venezia e a Mestre di due comuni separati, Ugo Bergamo lo esprime da ex sindaco, conscio che realtà con problemi ed esigenze diverse debbano avere amministrazioni diverse. D'altronde, afferma, il fallimento del comune unico disegnato a metà degli anni 20 del Novecento e nei fatti Venezia rischia di diventare un'ex città, Mestre di non diventare mai una città. Quando abbiamo detto no alla separazione anni fa, le multinazionali, il direzionale ha lasciato Venezia perché tanto andavano nel suo comune, con poi la conseguenza è vederlo andare via anche da Mestre, mentre invece queste attività potrebbero essere richiamate per portare una residenza qualificata, posti di lavoro qualificati anche in centro storico e a Mestre di dare finalmente un ruolo di città capitale che non ha in questo momento. Se tutto rimane così, invece i posti di lavoro saranno solamente negli alberghi. Purtroppo questo è già. Quando vediamo che a Mestre nascono soltanto alberghi low cost. Sotto la funzione di raccordo della città metropolitana, i due nuovi comuni darebbero risposte alle esigenze locali, sostiene Ugo Bergamo, che oggi guida Venezia e Tua, lista civica che si propone il rilancio di Venezia e Mestre. Gli scenari drammatici dei contrari alla separazione, conclude, non hanno fondamento. Basti pensare che oggi, per esempio, la Polizia Municipale coordina, anzi dipende da Venezia, anche Spinea, anche Jesolo, quindi è un finto problema quello di dire che cosa accadrà. AVM, Veritas, che è quasi un multiutility che va quotato in borsa, non risente della separazione, ma saranno potenziate da amministratori che pretenderanno risposte più attente e più tempestive ai problemi delle singole realtà, che sono così specifiche che non possono essere amministrate da un'unica entità.